È lo spettacolo all'alba che in Sicilia ha raccolto più partecipanti in assoluto. Ieri, dinanzi ai cancelli della Valle dei Templi di Agrigento, non c'erano soltanto i 600 partecipanti che avevano già prenotato la visita teatralizzata di Al Passo coi Templi, ma anche oltre 400 visitatori che, complici le norme di contingentamento, hanno dovuto rinunciare allo spettacolo. Una lunga coda di auto alle 4 del mattino e tanta gente che ha obbligato la Valle a chiedere rinforzi per il controllo dei Green Pass in maniera da permettere a ogni gruppo di entrare nell'area archeologica in tempo per assistere all'alba. Ma soprattutto un successo clamoroso per il lavoro che ha unito la visita guidata. Ogni partecipante era fornito delle relative cuffie. Teatro e musica al fusi insieme per una narrazione unica che ha permesso di visitare la Valle dei Templi, interrotti soltanto da dei ed eroi della mitologia classica, da satiri che apparivano da dietro le colonne. Paride ha deciso ancora una volta chi è la più bella tra le dee. Cassandra ha predetto un futuro nefasto ad un mondo che pensa solo alle guerre e dimentica la natura. Ettore si batte e viene ucciso da Achille. Daffne fugge dall'amore di Apollo che la trasforma in alloro. Insomma, miti leggeri come carezze che nascono dalla Valle dei Templi immersa nell'oscurità. Al Passo coi Templi, lo spettacolo di Savatteri con la Casa del Musical, costruito dal Parco Archeologico con la collaborazione di Coop Culture, è stato il primo lavoro in assoluto che ha unito 2 anni fa teatro e visite nei siti e ha aperto la strada a operazioni simili in tanti altri siti siciliani. Le altre date dell'alba, per chi è interessato, sono il 25 e il 29 agosto. E non temere il domani di Gaetano Aronnica e Giovanni Volpe con gli attori della Fondazione Teatro Luigi Pirandello, mentre il 27 e 28 agosto toccherà l'Iliade interpretata dal grande Sebastiano Lo Monaco sotto il Tempio della Concordia.